Un finale di 2023 sotto il par, ma il tempo per rimediare di certo non manca a Milano e Tortona, che iniziano oggi il loro girone di ritorno in campionato. Taglio di Severini, arriva in area e butta fuori, di tocco basso, ma bene per Ross, per il pareggio. Melli, non c'è superiorità numerica e allora aspetta sotto le gambe per Napier che lo riserve. Gran giocata sull'asse Napier-Melli. Thomas può trovare come canestro e fallo ancora. Parte, si ferma, torna indietro, blocca Poitres, non lucchi tenuto bene, ancora Hall, ancora a risolvere. 6 di gol di Ross. Flaccadori, palleggio, resta e tiro. Specialità della casa, 18-17. Che gioca il pick and roll e si prende il palleggio, resta e tiro. Il parziale della Bertram è di 7-0, il time out di Ettore Messina. Ettore è riuscito a tenere sotto controllo la situazione. Thomas ancora fino in fondo, fallo e canestro. Napier raddoppio, la palla esce, Melli, Hall di tocco, Caruso finta, parte, Severini capisce, prova a resistere. Il viratone di Caruso che poi subisce il fallo. Hall che va in mezzo e tira, errore, rimbalzone di Bortolani, scambia con Caruso, movimento Djordjevic. 15 secondi, ci riprova Strautins e spezza il parziale dell'Olimpia. Sicuramente dobbiamo iniziare bene il terzo quarto, mandare un segnale e essere concentrati non solo dal punto di vista quindi di recuperare le energie fisiche ma anche quelle mentali, bisogna stare concentrati. Napier per Melli, c'è Hall nell'angolo, Melli fino in fondo. Ross che parte, stavolta ha battuto Napier, Thomas la prende e con grande qualità trova 2 punti. Basso non ha una grande ricezione ma poi un grande istinto nel trovare Strautins. Fate 3 su 3 dall'arco, può correre l'Olimpia. Hall guarda l'area che è vuota, vede Strautins, se lo mangia col cambio di mano e l'accelerazione. 56-51. Meno 5 Bertram, Baldasso si muove, Weems, piedi a posto, automatica la tripla per il meno 2. Qui invece Melli porta tutti a scuola, in particolar modo Amin Nouar. Poi gioca backdoor, extra pass, trovato Bortolani che naturalmente prende e spara. Adesso arriva la nona di Tortona, è sanguinosa, Zerini però risponde con un'altra tripla. Melli, prima tripla del match, ovviamente dentro. Heinz per il blocco e va per la chiusura. Palleggio, arresto e tiro di Shabazz Napier. C'è Heinz davanti a lui, Ross lo sa, arresto di forza. Galleggia, Heinz va oltre, meno 2 Bertram. C'è il recupero, Ross 3 contro 3, deve uscire Fodman, Ross da 3 punti per l'82-81. 27 da giocare, Hall attacca Thomas, mano destra, contro sorpasso. C'è Flaccadori, cade Ross, non c'è fischio, palla persa per la Bertram. Vediamo. Infatti lo può sbagliare, lo sbaglia bene, rimbalzo di Baldasso che deve provare dalla sua area, finisce qui. Le
87 dopo una gran battaglia supera 83-82 la Bertram Bertone. It was a tough one. Sometimes you got to pull those tough ones out. So I mean, he hit a big shot at the end to put him up one, but I mean, league is not easy, so you got to pull the tough ones out.